c'ha avuto sta caroglia? Dico te, facendo un guaglio, mo se sono la palleggia. Si babà senza capocchia. Si non palma non si dà. Tu sei a scorzero fruzzi. Il capitano senza vecchia. Tata pozze non spara. Sulla mare di Aitra. Gesù. Cose il lato mondo, che ti fanno parlare supla. Niente meno marito si è mangiato la moglie a morso. A morso. Io che fammi arretrato che te devo chiesto. E pure sto pensando che se morisse a me si deve mangiare la moglie. Ma mangiasse per anno e stesse senza per di tutto. E pure che mi mangiasse. Sempre con il stomaco che la triste. Pasca! Pasca! Questo ci. È arrivata sta lettera per te. Me la rata mamma Giacomino porta lettere. Giacomino porta lettere? Ma rata. Ogni volta che viene in tasca, mica forse è secondo. Ah, poco fa, ci conosciamo da tant'anni. Tant'anni. Ogni volta che porta a posto, pare che fa a posto. E tutto viene a posto. Ah, come stai scucciando? Ah, chissà che sarà sta lettera. E chi è che mi scrive? Non lo so, ma vogliamo rapire. Fosse una cambiata? No, qua cambiare. È cambiata da una forma, nato colore. E perché che forma deve ricambiare? E vabbè, che se non più può essere una tratta. Una tratta? Beh, sì, è una tratta, mi dici che si tratta allora? La paprika tratta. Ah, a mangiare, ma... Chiaro. Ah, roba che è chiaro. Lì ce lo chiaro. In un momento, si capisce chiaro. Non mi fa venire con che schianto. Niente meno, schianto. Allarga. Allarga. Riesce dammi una preparazione, si è che cose male. Mamma mia. Ma che è? Una lettera burgotina, che? No, Ti fa venire uno dei mali? No, la prima lettera è A. La prima lettera è A. La seconda è L. È L. È L? È L. Ah, è L. Ma che è una lettera? Mi è tutto d'accordo. Tu hai chiaro, che sta lettera è lunga. Ci spicciamo all'anno che bene. Che buona me, chiaro, presto non so se legge. Andiamo. Dunque... Chissà chiacchieriamo. No, che sta lettera presa alla S, sta una S. Assunto? No, a S, che la lettera che te la panza annanzi a lei. È scritto là. Signor, che è un sfrugolì, ma un istraggiare tu a legge, E mi è attaccato. a legge. Allora, ma che fai? A legge, che sta scritto? C'è tanto. Dici, voglio sai. Sì. Oggi che giorno è? Ma perché? Che te ne porti che giorno è? Che ti interessa? Dici che sta scritto cango. E che giorno è oggi? Ma pare che già avrei, mi ricordo ma. Oh, c'è un so che legge. Non so leggere, ma non me ne casse. Allora, alla Signor. Haga la tua parola. Alla signorina. Alla signorina vostra. Alla signorina vostra. Allora vuoi cercare di una signorina. Ci scomigliato. Alla signorina vostra. Sei tu che tieni la signorina. Chi tiene la signorina? Sta scritto qua, ha giurato pure. Alla signorina vostra. Ma chi stai una conosca sta signorina? No. Ha capito, no. Alla signorina vuoi cercare sei tu. Io? Sì, sei tu la signorina. Devi dare perché tu non dalle frate. Ma che già zecca. Alla signorina vostra vuoi che sei una persona importante. Finalmente. Non hanno capito troppo tant'anni. Alla signorina... Voi siete, ma tu mi stai imbriagando, perché mi dai suggezione a me. Ma chi ti sta facendo lì? Mamma leggi solo la lettera. E poi ti faccio sapere che sta scritto, capito? Allora,
Uola, ma bello! Così no! È lì! Madonna! Che sto? Ma no! Che sto? Papà! Papà! Padre è morto! Lo chiama a fa! Papà! Papà, pasca! È un toast! Come? È un toast! Dove sto? No, ho posto. Io? Ma non mi esce! Sforzo! Ah, Vasca! È un toast! Io? Sì, sta scritto qui! Mamma mia, mi sta scritto bene! Dovete occupare il posto di Pechino! Allora, hai tenuto posto! Allora, se hai tenuto posto, sto a Si posto! capisce? Sto becchini! Pechino, sta scritto E che è sto becchino? non so, Pechino, pure la parola dice Pechino e Beccaia. Allora faccio dire! No, che c'è che bene, non so, che certo si Becchino del comune di Napoli. Ah? Una cosa importante. Becchino del comune di Napoli. Becchino. Speravo che era un mestiere leggiero! Poi non ha cominciato a lamentare, sa, oggi roba santa li ha fa. Io Sto fatto male belli, non hai fatto mai niente! Ma li ha fa, E se era una fatica pesante! Ma non è una fatica E a santa. questa età mi fai pigliare morto a me! Ma quando mai? Che c'è che sta morto? Chi è che piglia la morte? Io! Tu fai? Fatica proprio io. Mi fai pigliare! Sì! Della morte. Ti Mi arriva aspettavate, o no? Ti arriva morto con pisciolo! Che ne sa, chi è? Non mi aspettavate, tu. No, io veramente no! Mi avete chiamato, mi avete... Che lei moglie mi compare quando è morta a me! A me potete venire quando più tardi è possibile! Importante. Signor, vi prego di non scherzare, non cominciamo a scherzare. Perché con la morte non si scherza. Capito? Ha fatto pure la messa a cantare. Si vede che non avete capito ancora io chi sono. Scheletro dei Pinocchi! Voi, Maluco, voi non dovete scherzare. ma avrà Io lo posso pigliare pure a casa. aspettate. Ma voi siete andare, si sfrantumano l'osso. Amica cara, si per dire che questo, l'osso e i campi non si ritrovano! Mi capite, Gre? I lei si dice, stanno messi a uso e con Gre che stanno chiusi, stanno in ferie. Allora è morto, se ne esce, pigliare un po' d'aria, per pigliare, fare la passeggiata. Ah, signor cadavere, ma state in ferie? Graziate un altro poco. Voi non dovete scherzare. Io non posso perdere più tempo, io mi devo ritirare. Avrà ragione, io poi quando sono di chiudere, chi rimane la fome. Allora, A chiamare all'inizio una ride! sentite, come vi ho detto, io mi chiamo della morte, Sapete. di nome Sansone. Ma poiché dobbiamo diventare colleghi, voi chiamatemi solo Sansone. Ma che faccia i corni che te ne viste? Allora si sta stazione, io ci sono gigante con lì! Ma perché scusate siete colleghi voi? Sentite colleghi, io appartengo alla ditta Morte Tranquilla dei fratelli Ossuari Pure? in via 7 d'Odore, numero 17. Mi colla qui! Mammalo Carmen. E siccome abbiamo molto lavoro, abbiamo bisogno di altro personale. Giusto. E allora abbiamo scelto fra le tante domande di disoccupati che già seguono al comune, Che fate caso che Ce la fa proprio chi? e voi siete capitati tra i primi. Tra i primi, marito, ma- avete tenuto una bella sorte. avete saputo che Ha tenuto la fortuna. E il comune vi ha inviato una lettera Sì. con la quale vi assume in qualità di becchina. L'avete ricevuto? No, non hai ricevuto niente! No, come no? È che sta qua, immagini giù. Ah, che sta qua! Siete moglie! Sì, me l'ha avuta. Benissimo, e allora noi lavorate sempre insieme a me, facciamo parte della stessa ditta e facciamo coppie insieme. Prima tu hai fatto facevo campo suonato, mi sono quadrato! Capite, si contenta di fare più cookies. Si capisce! Siete lavorati. Lei sentite, ma allora pure voi siete becchina? Io sono grande figlio di becchina. Si vede la faccia! Signora mia, si può dire che sono nata. Siete nati, siete razzi, insomma. Sì, parti in macca. Abbiamo quando sono Parti in bacca! No, rimane in bocca. Allora si scioglie. Ma quando sono dire che a cominciare dalla strappegna. A stipendio una razza su! Mio nonno, Mio nonno!
era Becchino. Vedi. Mio padre Purissimo. era Becchino. E pure mamma era Becchi. No, mamma no, paziamo. Sua mamma, no. No, paziamo. Che pazzi, Pazziato, ma che cari sai io te lascio sospiare, era Becchino pure mamma. No, vabbè. Non signore, non era adatta per questo mestiere. Issa sì. Ah, mamma no. Padre, scusate, ma perché la fatica pesante questa? No, pesante no. Il basta che ci fa, e poi se ne può fare pure 4-5 giorni. Chi? Marito? Eh. Chi ce la fa? Chi non ce la fa? Chi è sì? Cioè, hai fatto tu. Ma io posso sapere, state zitto, non ce la fa, che cosa il marito? No, non signore, ma non vi preoccupate, mi dovete credere, ecco. E poi mi capitano certi femmine per me. Come? Il femmine. Ecco femmine. Sì? Ecco peccato è Dio. Che capire malacchi. E poi da quel grande becchino che solo mi guarda e chiama. Sì. E poi quando vengo me la sa, per poco non va con te. Per poco. Per poco. Per poco non Ma va vuoi con sentire te. pure? Come non mi sento bene. Voi facete che sto fatto con sto fisico che non tenete. Fate a leggere la verità, mi faccio di più schifo ai mariti. La Come verità, donna Nanni. E come parla bene. Io per fare questo mi sono sciupato, vedi? Ah, perché? Voi mi venite, ma... Voi mi avete vedere quando ha scelto lo campo sono... Quando ha scelto... Lo file fumma. Signore, file fu dall'ospedale, quando ha scelto l'ospedale. Scusi, che va essere? Che Che? segreto, Ma nessuna... no, nessuna pizzeria, che non ci stava Laura. Io me ne già stata fino a 10 ore. Buia. Oh, la palla. Oh, la palla. Sentite, signor cadavere, non decide fissare. Dai, ci mai morto che fa una cosa che... Ha ragione marito, vai pure E in palla a casa, vado. E E palla mi metto con le spalle e mi carrino. L'ho pescato. Ma allora pure marito mi sa dai già, la coppa di spalla. E si capisce. Allora che... Capi? Io che bello mestiere che ha trovato, fa proprio per te sto mestiere. Vabbè, quando sei da fuori casa, a me mi piace sto fatto. Aveva ragione. Mi sei fatto tu, hai capito? fatto me. Aspito, mi faticato. Fatica, a me che mi piace, mi piace. No, dai l'intenzione adesso. Sì, sì. No, me ne dico poi quando capitano all'uomo. Pure. Ma perché l'uomo per mangiare ciò? Si capisce, dai, secondo come capita. Ma che schifo mestiere che ha chiesto? Ma non vi preoccupate, signora, non vi preoccupate, noi ci aiutiamo. Tra noi. Vediamo. Lo faccio a su, sai so, o la de coppa, e mai so, o la de su. O la de coppa, io mi trovo meglio con la de sotto. Vabbè, Anghita, io ci va bene, ti metto a posto. Ah, mi c'hai già sotto tua coppa. Non mi piace sto mestiere, e basta. Già fa fatica. Ma non fa bene in giaffa, e basta. Quando c'è cominciato? Mi hai preso. Ma va sempre fatica, fino a morte. Aveva ragione. Troppi sfaticati stanno coppa munta. Quando c'è mettere mano? Io per questo sono venuto. Sapete cos'è? Che stamattina, no? Mi sento poco bene. Si vede. E allora ho chiesto 2 giorni di permesso. Come campo santi? Sì, di permesso alla ditta. Alla ditta campo santi. Ma perché se trova un sostituto, me lo mando sul posto di lavoro. A casa, la signorina. È una signorina? Ma cominciamo pure, guarda la signorina. Tu c'è un po' fafano. Non intercettare. Non intercetta. Già, perché già sapeva pure. Non devi intercettare. E poi, che da fanno? Io posso mettere a mano. Voi. Che ero già mettere qua, l'indirizzo. Ma guarda, io a mettere a mano. Non l'indirizzo, proprio l'ufficio fa questo. Ma capite? Fuori. E mi raccomando, fate un bello servizio. Abbiate tatto. Perché siccome per voi la prima volta ho dato come me la dico. Che si viene a fare questo? Fate con delicatezza. Pure. Capite che la signorina è una 18 anni. Che bella raga! Guarda, faccia C'è un po' fafano! Non mi piace! Ma mi stai Ma faticato! che è sto fa? Non mi piace, è una schifezza proprio sto mestiere! Sattaci! Hanno facito venire una cosa! Che guarda, non ci Stanno parlando a mezzo! Voi sul principio avevate accettato! Sì, ma l'abbiamo accettato! Ma accettato! Ma non sapevo come si era richiesto!
A me sto fatto le femmine dall'uomo, a me non mi piace. Madonna, non mi piglio attacco perché... Non signor, lasciate stare. Vediamo. Mi scassata. Ma allora Gesù, secondo voi? Secondo me. O morto, che porta a basso morto? O morto, che porta, o Campo Santo? Oh, morte. Ho morto. Ha fatto. Ma allora, hai già posto a morte. Non mi da fare in croce, a me mi da fare perché insomma voi non lo sapevate. Che a Becchina significa schiatta morto. Ischia sta morte. Allora, sta godo, povero, sta non passa io. Guarda, sta gosto, re. Ma te ne rimane. Ehi, Pure che brutto che... non mi fate ridere. No, ma moretti. Voi volete fare cosa? Chiado a questo indirizzo, non vi preoccupate. Allora, Ha che... nato poco meno con lei. giocare. Se non trovo chi mi sostituisce. Poisene. Non signore, vengi, carne e ossa. E vi aiuto. Carne e ossa no. Sull'osso. Mi vengi. Allora vengono l'osso. È chiuso l'argomento. magari. Collega, Allora. Chi si è con lei? Ma non ne sa capare. ci vediamo all'ardino. Al di là. No, già proprio. Guardate bene, fate 16, voi. 17, non uno per tutte le carne. Pure. Vabbè. Si sono sciolti pure i pesci. Accordi. Guardate bene, ya. Sembriamo Ya, che ya, ya. Collega, Ya. ha già avviato. no. No, tutto a te, per favore. Da un po'. Allora, Si è caricata la batteria. Anda a segnare un anello, capito? no, ci vediamo all'ardino. Ya, ya. Vai, Oh. Vai, Aldi, Ma ti dasi, no, dai, Gesù, ma non hai capito? non ci va. No, tu ci vai, crema, ci vuoi? Oh, schiazzamorti dopo. Ma perché saputo che schiazzamorti ci vuoi? Prima invece ci vuoi via, ti piace? Invece mo ci hai, perché la fatica è fatica, io posto non si rifiuta, Dio sa. Io non ci va. Ah no, tu ci vai. Non ci va. Marò. Tu ci vai? Non ci va. Ah, no, vieni a casa! Non ci va. Vai, all'indirizzo. Allora ci paghiamo pure tu. Ehi. Ma che c'è secchi, che faccio scattare Ah, ma morte? non c'è secchi, mo. Ma io sono femmina, non si fa scattare morte. Tu hai che sia becchino. Io non ci va. Ah no? E va bene, venga a pressa a te. Ma prima se non ci va, non posto, non faccio la storia. No, a costa mai, sai, non la voglio. Ya, dammi. Ecco, ti parla una Che possiamo fare? Sì. Aiutate, papà. Dammi, già, lì, no. Niente meno che non avevano capito manco che significa becchi. Sono proprio due turze per niente. Is e la moglie. Chi non ci fa, chi sono morta. La forza chi c'era, non ci fa. E poi mi faccia pure. No, e potrà sì. E a chiasto potrà sì. E fa presto. Sì, ma perché non la sei prima tu? No, lo schiattamorto sei tu. E tu devi fare l'introduzione, Ma che c'era una macchietta? Ah, ci capi, ma fai la potrà sì. Andiamo c'è. Ya, ma no, vieni a qua. Ma perché mi ha paura? Tu dici, ti mette a paura più a me. Vabbè, ma io sono trasuto, ma non mi credo che avevo subito a morte le facce. Sa che non ci stanno nessuno da E voi chi siete? Che fate qua? Signora, io sono il becchino. Ah, bene, benissimo. E la signora? Ah, io... È venuto a me la coraggio. No, Che avete detto? no, siccome stamattina mio marito non si è sentito bene, allora sono venuta io che sono la moglie per, come si dice, per donare un po' a medicina. Una volta ho sciruppe, una volta che sta un pinnolo, una supposta, insomma sto vicino, va. Ma poi me ne va, signora. No, voi potete restare buona donna. Anzi, mi fate compagnia e mi date coraggio. Hai visto? Che è? Si mette paura pure questo. Stata zitta. Capirete, la famiglia sta di là. Sono tutto quanto. Proprio tutto quanto. No, ma che avete capito? Sta di là perché si sentono colpevoli di quanto è successo. Se gli avessero dato il consenso di sposare il suo ragazzo, lei non si sarebbe avvelenata. Oh! Per l'amor che si fa? Che si fa per l'amor? Signore, dovrei accompagnare che si fa. Stata zitta, non fa pare che ti metta paura, capito? No, non ci fa bene. Allora sta con sta faccia appesa, io sta allegre, io ridere, io pazziare, e così non se ne un Ma barbuto. che so di un matrimonio. Vabbè, ma sei troppo che faccia Mi appesa. raccomando, aggiustatela bene, con molto sfarzo, con molti fiori. E mi raccomando, la lumière.
Guarda Lumiere. C'è mamma che la Lumiere a fianco a noi, là, che lei ha Può dato. essere, dice tu. Vabbè. Ma che avete capito? La Lumiere, le luci, con molto addobbo, molto sfarzo, con molte luci, intramittente che si accendono, si spengono, si accendono, si spengono, Apre la sulla porta. Ma che c'è per la festa di San Gennaro? Ma state zitta che te ne importa a te? Lascia dice come dice loro. Ma magari la povera guaglione, se non ha potuto fare la festa del matrimonio, ma magari fa la festa della morte, Se da che sì. Allora io vi lascio soli, io vado di là. Io sono l'unica amica che gli sta vicino in questo momento di dolore. Sì, Fra poco arriverà il fratello da Milano. Con tante le doti le mani. No, dico da molto lontano. Sì, sì, sa quante rimorso avrà nell'animo. Perché lui è il più ostinato a questo matrimonio. Il più ostinato. Mi raccomando, io vado di là, aggiustatela bene, così quando lui verrà la troverà tutta bella e aggiustata. Io vado. Signor, ma io da solo non posso fare niente. Aspetto l'amico mio che porta tutti gli occorrenti. io collego. Avete un collega? Sì, il primo becchinario. Ah, voi Io siete il sono secondo. Allora aspettate, io vado di là. Signore Dio! Che disgrazia! Che disgraziata! Che disgraziata! Tu e loro. L'amico, una guaglione. Che ne ceriamo? Si è avvelenata, come ce ne ma tu sei un becchino, mo che siamo stati a fare. Ti è una curaccia tu, capito? Non ci sta niente, noi che compreessione fa morte, non fa nessuno. È femmina. Sì, è femmina, la piccerella, 18 anni, la creatura. 18 anni. E te potrà fare uno. E guarda, non ci sta nessuna pressione. Ma fai pressione. Io che non si muove, vai, che fa? Non si fa niente, non si muove. Che ci sta a mettere paura. E non l'hai sa che. Cosa c'è? No, non è niente. Ma perché che siamo? Che cosa? Ne viste? Ne viste? No, Dove va? no, Dove va? ma non signore, Dove va? no, 2 piedi, 2 piedi. no, quando mai? Che l'impressione, uno pare che bene che si muove, non è così, Sì. che non si muove, vai casa, vai casa, non faccio. Ma che le che dici? Ma che la passavano per la street? Vabbè, È morto puricchioso, è morto. poverello, pure Paura puricchiosa. la Pasca, non ti metterà paura, capito? No, C'è. uè. La fa? Lavo con me. A che l'avevo con me? Ma potete per frate. Che c'ha zecca, che le... Ma non ne ho vero che... Noi ci parla a noi che fa che si mosse, che non si muove, che lei stessa paura che ci fa pare che si... Ah, si è fissato che non si Ma muove. non è vero! Ma non sono vero, non ti mettere a paura! Fissato. Ma non ti mettere a paura! Ai! Ma no! Che c'è? Hai visto? Ma tu te che stai... A te stai guardando... Hai visto? Ti sai, sto fissa a me. Ti sai, a fissa. Hai visto? Allora, Pasca, che agganciata. A lingua da agganciata. Hai visto? Si sta A goffiando. te però, a me no, a me. Ehi, Pure a me. hai visto? Pure a me. A lingua Pure a me, fuori. Pasca. A lingua Ma fuori. non ce la faccio più. Pasca, ma allora che si... Hai Non è visto? morte. Ma Non che è si dice? morte. Ora la chiamo Non è Jenny. morte. Io non ce la faccio più. Oh, spirito. Ma lo spirito! È il fratello che è venuto da Milano! Passano, ma non è lo spirito. Pasca, su, Pasca. Non ce la faccio più. Mio frate, capito? Mi metterà paura. Pasca. Non ce la faccio più. Cacò. Che cocò? Cacò. Che parla? Cacò. Ah, che c'è cocò? Che storia? Ah. Dica pure. Au. Che? Sì, te la paura. Non ti metterà paura. Vai a perdere la lingua. Ma che sta succedendo? No, signor, mio marito mi ha avuto in un colpo, sapete com'è? È come se avesse perduto la lingua. La paura è stata. Angelina, bello fratello tu. Proprio mo che avevo deciso di darti il mio consenso. Stamattina prima della triste notizia, sono stato dal notaio e ti ho intestato 2 appartamenti
di 200 milioni ciascuno. E 100 milioni tutto per la tua dote, tutto! Bravo mio bello, come ti voglio bene! Ma viva! Hai visto? Hai visto? Che la nai! Allora meglio la mia! Ma era come? Era chi? Era come? Hai capito? È una coma. E sta vicino a Milano, come? Ma che cosa avete capito? Era come profondo! Ah, era profondo. Era profondo. Ma no, no! Era morte apparente! Ah, so, è morta apparente! La mia è morta sicuro! È morta vera! Vasco! Vasco! Come fa mai troppo? Signor marito, ma è morto veramente! Chiamato schiatto morto! No, eccomi qua, chi mi vuole? Sono della morte! Ma te lo sono